Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto Veneziano, in cui oggi parleremo degli avvicinamenti, slegamenti e quant'altro. Ma prima di iniziare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, su YouTube chiaramente, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Stiamo rilanciando Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1400 e se non sei ancora iscritto, iscriviti e fatti un regalo. In più qui sotto ci sono tutti i link di cui parlo, c'è anche il link del sito capitano.artevista.org dove puoi scaricare gratuitamente, ripeto gratuitamente, più di 20 ebook che parlano di radionica, radiestesia con tanto di istruzioni per i circuiti. Ne hanno già scaricati più di 150.000. Il vostro Marietto Veneziano dal 2015 ha già regalato all'umanità, lo ripeto, regalato gratis, più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Le usano in tantissime scuole, percorsi formativi e roba di genere. Tutto grazie al Marietto Veneziano. Abbiamo anche una sezione shop dove si può comprare ad esempio questo talismano amuleto per 150 euro più 10 euro di spedizione per raccomandata. Grazie. Poi ci sono anche altre possibilità tipo riti operativi da agile e quant'altro. Ma oggi ritorniamo a parlare di avvicinamenti. Quando si fanno, perché si fanno? Allora, con i social capita che spesso si incontrano persone che sono praticamente dall'altra parte del mondo o magari anche dall'altra parte della casa, cioè praticamente le distanze teoricamente si sono avvicinate a livello sociale e si incontrano sempre più persone. Chiaramente nelle chat si racconta di tutto e di più, però e lasciamo stare praticamente quelle persone che sono un po' vanagloriose, sono un po', come si suol dire, dei cacciatori, ma parliamo un po' di quelle persone invece che sono oneste, hanno delle situazioni magari o familiari o di vita molto particolari e hanno bisogno di un piccolo aiuto per essere attirate, stimolate, in un certo senso richiamate, no? Capita che delle persone incontrano uomini o donne, o viceversa, delle persone che si sente che c'è del feeling, poi per questioni che non sono, in un certo senso, entrano nella vita di queste persone che sono dall'altra parte del mondo o della città o della nazione e non si sentono più. Allora bisogna dal mio punto di vista, fare due cose importanti. Primo, un lavaggio energetico, costa 100 euro, e poi bisogna vedere se instaurare una dadida o un, come si suol dire, un rito o propiziatorio per fare in modo che si spacchino certe catene. Però dovete sempre tenere presente che molte persone non è che vi raccontano tutto, oppure quando voi cominciate a conoscere, non è che la sua vita è lineare, cioè magari lui ha combinato delle birichinate o delle situazioni che non vi ha mai raccontato, che a un certo punto saltano fuori, ma magari non lo sa neanche lui, magari è in corso di divorzio, una separazione, oppure un figlio che ritorna e vuole un'eredità. Insomma, ci sono tante variabili che quando si inizia a fare certi lavori non si sono tenuti ancora in considerazione e non si sanno. Allora, il vostro Marietto consiglia sempre, prima di tutto, la pulizia di 100 euro. Questo è proprio il minimo. Poi bisogna, se si ha il nome, la data di nascita, la fotografia, allora si inizia a lavorare su o la DAGDA, che chiaramente è un lavoro impegnativo, però vi ricordo sempre che ci vogliono 9 mesi, cioè se voi andate sui social, c'è gente che vi racconta che dopo 28 giorni cammina sull'acqua, resuscita i morti, trasforma l'acqua al vino, fa scendere la settima dimensione, angeli colorati, reiki e tutte quelle cose da New Age. Ma signori miei, a fare dei riti propiziatori, io ho messo anche delle foto, no? Quando si fanno questi templi, quando si accendono questi portali energetici verso l'altissimo, chiaramente non è un gioco, è proprio un lavoro come scendere in miniera a lavorare o costruire un razzo che va su Marte, cioè praticamente ci vogliono le stesse conoscenze per fare grandi cose, no? E ci vogliono anche i suoi tempi di metabolizzazione, però quando si inizia un percorso non è che si sa per certo dove si va ad arrivare, per questo dico 9 mesi, perché queste energie lavorano e il committente non ci deve mettere più naso, perché se comincia a telefonare, se comincia a entrare in conflitto col lavoro dell'esoterista e la cosa diventa molto più difficile perché le sue energie mentali intralciano, è come se facesse uno sgambetto
Quindi il primo lavoro che si fa, pulizia. Poi questa è la base, non è che uno fa una pulizia derivato. È certo che se uno, ad esempio, vuole una protezione, il marietto consiglia questo ciondo da 150 euro. Se invece uno vuole raggiungere degli scopi specifici, questo ciondo in più, ad esempio, un sigillo salmonico da 150 euro. Oppure un'indagine, ma l'indagine non è che se ne fa una, bisogna continuare a lavorare perché dall'altra parte, magari dall'altra parte della città o dall'altra parte del paese, voi non conoscete la situazione di questa persona, che sia uomo o donna. Magari lui vi ha raccontato metà della verità o metà della verità che lui conosce. Quindi ci sono situazioni che sono complicate. Vi ho sempre detto che la Chiesa di Stato ci mette da 1500 anni tutte le domeniche a perpetuare la propria egregore. E quindi anche questo lavoro di avvicinamento comporta dei sacrifici finanziari. Beh, dopo tutto c'è gente che studia fino a 28 anni, prende una laurea, ma magari quel lavoro lì non lo farà mai tutta la vita. E per un'anima gemella vale la pena impegnarsi a continuare a lavorare in quella direzione. Se ci credete, se non ci credete, io non posso farci niente. Bene, grazie cari amici, erano solo piccole indicazioni per capire cos'è un avvicinamento fra persone. Chiaramente non è facile, ve lo dice Marietta. Se qualcuno vi racconta che in 28 giorni fa miracoli, può succedere il colpo fortunato perché è canico, ma del resto bisogna lavorare sodo finanziariamente, economicamente e anche tutto il resto tipo le varie operazioni. Se non si prova con la dadine, allora si farà un rito o propiziatorio e quant'altro. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.